La scrittura teatrale di Tenente Colombo nasce a teatro e quindi proprio è una scrittura proprio fatta per il teatro dai due autori prima che diventasse una serie, per cui nel 62, la serie poi è del 67-69, quindi insomma proprio questo spettacolo è stato scritto principalmente a teatro, quindi non aveva ancora il volto di Falk perché lo faceva un altro attore, però il personaggio era quasi vicino a quello che poi il pubblico è abituato a vedere. Ma in realtà io mi sono solo ispirato a quello che era il Tenente Colombo, diciamo, nell'immaginario collettivo. Però ormai posso dire che all'inizio avevo un po' di perplessità perché il volto è un altro, però la gente sa di venire a vedere come dire, un'altra cosa, però curiosamente poi quando si ritrova dentro la sala e dentro lo spettacolo, vede il Tenente Colombo, che non ha il volto di Peter Falk, ha il mio volto, ma vede quel personaggio attento, meticoloso, ossessivo, proletario, vede tutte quelle cose e ne rimane risucchiato il pubblico. Quindi diciamo che io ho cercato solo di reinterpretarlo in una maniera che non fosse un'imitazione, ma che fosse una, come dire, una reinterpretazione ironica, divertente, ma anche molto, molto credibile del personaggio. Io faccio Colombo, non è che imito o faccio Peter Falk, io faccio il personaggio di Colombo. Ehm, come lo posso aver sentito io? Io, tra l'altro, saranno 25 anni che non vedo la serie, quindi, come dire, mi è rimasto qualcosa, il profumo di quel personaggio fatto da Falk, ma in realtà facciamo un omaggio, proprio uno in cui io alzo la mano una volta sola in tutto lo spettacolo. E lì il pubblico però beh, è molto contento, vedo che è proprio un omaggio, l'abbiamo fatto apposta, però è veramente molto fedele al personaggio, non all'attore che lo interpretava in televisione, ma al personaggio che il pubblico conosce. È uno spettacolo con tutti i crismi, è una bellissima scenografia, bei costumi, anni 60, quindi recitato molto bene da tutti gli interpreti, quindi il pubblico piomba proprio in quegli anni, con quell'atmosfera, con quel gusto lì. Noi in Sicilia facciamo solo un'esclusiva a Agrigento, è stata proprio una tappa proprio mirata, noi ci fa piacere, speriamo di tornare in Sicilia l'anno prossimo, poi ritorniamo, andiamo verso il nord, facciamo ancora la Calabria e poi andiamo verso il nord e andiamo su, andiamo in zona centro-nord.